Buonasera a tutti, vi salutiamo dalla sala rappresentanza del comune del municipio di Vittorio Veneto, dove stanno svolgendosi le operazioni preparatorie in vista della Maratonina della Vittoria che si svolgerà domani. Siamo in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Tenda TV, che anche domani seguirà in diretta tutta la manifestazione. Appunto facciamo questa presentazione in diretta e a braccio, diciamo così, perché insomma è giusto festeggiare il ritorno di questa manifestazione che, ricordiamo, è stata fermata per 2 anni per i noti motivi del Covid. Saluto e ringrazio intanto i 2 padroni di casa, il sindaco Antonio Miatto e l'assessore allo sport Gianluca Posocco. Allora, precisiamo che siamo senza mascherine, ma terrò il microfono abbastanza distanziato e comunque siamo tutti vaccinati, quindi siamo a posto, ma era giusto anche precisarlo. Allora, sindaco, intanto salutiamo questa manifestazione che torna. C'è già stato un evento importante di ciclismo l'estate scorsa, ma è, diciamo, la prima manifestazione che parte e arriva a Vittorio Veneto, è anche un bel segnale di ripartenza. Beh, decisamente sono d'accordo, un bel segnale di ripartenza. Io vorrei intanto ringraziare la scuola di maratona per tutto quello che fa nel corso dell'anno, per i suoi successi, per come cresce, per come diventa sempre più importante. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che con la loro opera l'aiutano in questo, e il momento della maratonina che ritorna ritengo sia un momento molto importante anche dal punto di vista psicologico, perché è da tanto che non vediamo più la gente accorrere verso un unico punto. In genere sono 2 anni abbondanti che ci distanziamo e questo è un bel segno di ripartenza. Il virus sembra sia molto meno patogeno che all'inizio, speriamo che sia il viatico questo per riaprire un po' tutto. Io da non sportivo... No, non si dice così, insomma, da appassionato di sport si dice. No, ma sono proprio 69 anni che centellino ogni mio movimento, quindi da non sportivo ascolterò volentieri la presentazione, proprio perché resto sempre meravigliato di queste prestazioni sportive che tantissima gente riesce a esprimere. Grazie a tutti. Grazie a lei, sindaco. Allora adesso coinvolgo l'assessore allo sport non solo come assessore, diciamo, di referato, ma domani non lo vedremo alla partenza a muovere la bandiera perché domani corro, quindi domani mi diverto, ecco, quindi sono contento di partecipare alla maratonina perché è un bellissimo evento, tanti iscritti, e questo merito degli organizzatori. Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco e ringrazio Scuola di Maratona perché veramente ha organizzato un evento importante per la città tutta, insomma. Riesci a allenarti anche se l'impegno da assessore ti coinvolge? Sì, bisogna. Sindaco, volevo chiederle, quest'anno l'organizzazione, dopo ce lo dirà il presidente Ivan Cao, ha deciso di concentrarsi solo sulla gara. Gli anni scorsi c'erano anche eventi collaterali, ma quest'anno per prudenza giusta hanno pensato: facciamo un appello ai vittoriesi che ci stanno seguendo, che insomma, anche se non sono coinvolti in manifestazioni collaterali, magari vengano a salutare i concorrenti della partenza e possibilmente anche all'arrivo. Cercheremo di dirlo e credo che rispondano anche, perché dopo tanto tempo passato un pochettino fermi senza notare nulla di particolare in città, credo che adesso si accorgano che c'è qualcuno che ha lavorato e ha prodotto. Bene, sicuramente anche chiuderanno un occhio se c'è qualche strada chiusa, ma voglio dire, è il rovescio della medaglia degli eventi, ma è anche una festa, quindi sicuramente saranno tutti contenti. Gianluca, non ti chiedo il tempo esatto, ma insomma verso che ora ti aspettiamo al traguardo? Per mezzogiorno conto di essere. No, ben prima. No, sì, vediamo. Anche perché se arrivi dopo la mezza non ti prendono neanche il tempo. Vabbè, è un rischio che dovrò correre, ecco. Quindi... Grazie Gianluca, in bocca al lupo per domani, e saluto e ringrazio anche, io lo chiamo il presidente Odone Tubia, dopo i tanti anni da presidente della FIDAL, adesso provinciale, adesso in consiglio regionale. Allora Odone, sei qui oggi perché domani hai un altro impegno importante, c'è una coincidenza con un campionato italiano master qui vicino a Aviano, comunque non potevi mancare a Vittorio Veneto a salutare questo evento. Assolutamente no, dovevo esserci in ogni caso.
Però è importante per me dirvi soprattutto una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Guardate, l'atletica continua, prospera, progredisce proprio perché in periferia, come dico sempre io, non è molto ben accettato, si dice territorio, ma insomma, guardate, perché ci sono società come la società di Vittorio Scuola di Maratona che con tanta volontà, con tanto impegno, ma anche con capacità, perché attenzione, non basta l'impegno, il saper fare le cose, bisogna anche saperle fare e qui le cose le fanno bene veramente. Guardate, io ne approfitto per fare due saluti importanti. Il primo, quello del professor Francesco Uguagliati, che mi ha delegato ad esserci in questa presentazione. E doveva essere presente domani il professor Francesco Uguagliati, il presidente del comitato regionale, scusate, doveva essere presente domani a un impegno federale a Bologna e non può intervenire. Porto il suo saluto dell'intero comitato regionale della FIDAL, ma porto anche il saluto, e c'è documento che rimane, del presidente nazionale Stefano Mei, impegnato Belgrado, se non sbaglio, campionati europei, ho troppe gare per la testa però, campionati mondiali, scusatemi, di atletica leggera, ha mandato un breve saluto, ma è un segno tangibile di riconoscenza per una società e una manifestazione che merita veramente di progredire. Io ho la certezza che finché ci sono persone così che organizzano, le cose andranno nel migliore dei modi, assolutamente. Odone, hai ringraziato giustamente, hai fatto il tuo applauso alla società che organizza questo evento e all'importanza appunto dell'impegno anche delle società. Nel corso dei tuoi anni da presidente federale e provinciale hai anche avuto tanti rapporti con le amministrazioni comunali, perché in provincia di Treviso sei riuscito in un grande risultato, e cioè di far sistemare tante piste di atletica. Lo dico a Vittorio Veneto perché anche a Vittorio Veneto ce n'è una importante. È importante che i comuni credano nell'atletica leggera e investano negli impianti sportivi, come sta facendo anche il comune di Vittorio Veneto. È una battaglia impari a volte, credetemi. Ci sono state situazioni anche di disagio in alcune circostanze, perché non sempre viene recepito nel modo migliore dalle amministrazioni il messaggio che tentiamo di inviare. E poi bisogna ragionare anche su un altro tema fondamentale, soprattutto in questi ultimi anni le amministrazioni sono state veramente in situazioni di disagio cospicuo, no? Le risorse economiche hanno cominciato ad essere notevolmente ridotte e perciò convincere le amministrazioni non è stato facile. Io non voglio parlarmi addosso perché sarei assolutamente di cattivo gusto, ma negli ultimi 5 anni del mio mandato, insomma, sono arrivati 6 anni per la verità, ho iniziato un anno prima del mio ultimo mandato, sono arrivati 6 impianti nuovi, tra cui l'impianto di Vittorio Veneto, e perciò ho sempre pensato una cosa: il colore politico di chi amministra non conta nulla in queste situazioni, contano gli uomini, le persone, perché se c'è la capacità di coinvolgerli, di ragionare, di capire quanto è importante l'impianto sportivo per quel territorio, le cose si fanno. Qui a Vittorio abbiamo un impianto notevolissimo, 8 corsie, uno dei pochi nel Veneto, ma soprattutto arriverà una gara estremamente bella, importante, che è una novità per Vittorio Veneto. Il campionato a settembre di quest'anno, il campionato nord-est di società categoria allieve, perciò tutti i nostri campioncini in erba, quelli che potrebbero diventare i campioni del futuro, si cimenteranno nell'impianto di Vittorio Veneto, e per me è veramente un onore e un piacere. Grazie Odone, ultimo flash, ti alleni ancora o hai smesso? No, mi alleno nella misura in cui
una persona che ha la stessa età del sindaco, ce lo siamo detti. No, ma il sindaco ha detto che non ha mai fatto sport e tu invece l'hai sempre fatto. Il punto dolente è questo, ma ci siamo parlati in modo molto amichevole ed è stata una cosa molto simpatica. Eravamo presenti tutti e due al trail, sempre organizzato dalla stessa medesima società, bellissima manifestazione anche questa, ovviamente è un'area tecnica diversa, e ci siamo detti, insomma, abbiamo la stessa età. Questa stessa età mi fa riflettere che dovrei forse ridurre un po' i carichi di lavoro, perché quando vedo che mia moglie, quando ritorno dagli allenamenti, mi guarda e mi dice ne hai combinato un'altra delle tue, dico probabilmente ha ragione lei, ecco, tutto qua. Però sì, continuo ad allenarmi 5 volte alla settimana. Ma e il pettorale lo metti su? Il pettorale lo metto perché io gareggio domani ad Aviano e poi preparerò, ma insomma è una cosa talmente personale che non vale nemmeno la pena di dirlo. Mai te l'ho chiesto. I campionati italiani in pista ritornerò al vecchio amore, correrò i 1500. Bene, bene, complimenti e siamo curiosi di vedere come andrà. Grazie, grazie Oddone. Adesso invito Ivan Cao come organizzatore, lui pensava di farla franca, invece giusto 2 parole, vieni, passa pure davanti alla telecamera, tanto qui è tutto in presa diretta. Allora Ivan, mancano poche ore, hai il numero esatto degli iscritti? Sì, allora siamo 1160, siamo... Cioè, avresti scommesso 10 euro che portavi 1160 iscritti? Dai, sui 1000 sì, avevo scommesso, quindi siamo contenti, dai. No, siamo felici di aver riportato dopo 2 anni una manifestazione che ci teniamo molto noi e ci teniamo anche a farla, come dicevi prima, farla bene, perché grazie a tutto il team che ci sta lavorando ci stiamo mettendo tanta passione, con la passione i risultati si vedono. L'obiettivo nostro, al di là dopo dei risultati cronometrici, è quello di far divertire gli atleti, perché chiaramente i primi puntano ai tempi, gli altri puntano specialmente a divertirsi, quindi. E Vittorio è un parco giochi per chi vuole correre. Beh, bella questa definizione, Assessore, potresti tenerla per qualche titolo, Sindaco. Allora ti chiedo, Ivan, di restare qua e volevo invitare qui da me la persona che partirà per prima, che è un atleta che viene dal Friuli. Silvia, se vuoi raggiungerci, allora va spiegata questa cosa. Chiaramente sappiamo che i regolamenti delle maratone, delle gare su strada sono ovviamente molto precisi e si parte tutti insieme. Invece Silvia partirà non alle 9:35 come tutti gli altri concorrenti, ma alle 9. Perché Silvia? Come alle 9? No, No, scusa, alle 6, scusa, no, no, perché arrivo per le merende dopo, no dai, non posso. No, parto alle 6 di mattina, parto col mio accompagnatore, l'Amanda, e sono felicissima, anzi colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori perché anch'io sono stata ferma 2 anni senza poter fare le gare, perché io, devo dire la verità, prima del Covid 2 anni fa ho fatto 25 maratonine in giro per l'Italia, quindi devo dire la verità, 25 volte mi hanno aperto la porta in questo senso di farmi partire prima, perché sì, la difficoltà che ho la sclerosi multipla, quindi sono un po' un diesel. Io arrivo, ma insomma ci vuole sui tempi, no? E quindi vedere che effettivamente tutti sposano la mia causa, cosa posso dire? Sono felice per me perché insomma riesco a far fronte a questa malattia che per me è la mia, come si suol dire, la mia sorella gemella. Ormai me la scodinzolo in giro, me la porto in giro, ma mi diverto un sacco. Per me lo sport è vita, quindi conto che tante altre manifestazioni sposino la mia causa e portino avanti il mio discorso col sorriso sulle labbra, perché io non è che voglio farmi compiangere, anzi sono una gran rompipalle, perché rompo le palle in tutti i sensi, perché amo la vita, me la voglio giocare e domani voglio divertirmi. E quindi partenza alle 6, ti aspettiamo però al traguardo a commentare il percorso. Certo, no, io so già che mi divertirò un sacco. Poi ho detto al mio allenatore, sì, il mio accompagnatore, che domani dovrà farmi personale, perché di solito ci metto 6 ore, ma domani conto di farla in 5 ore e 59 minuti. Bene, allora... È importante avere degli obiettivi, no? Che cavolo. Certo, il bello della maratona, delle mezze maratone è proprio che ciascuno corre contro se stesso, o meglio contro il cronometro. Ho la possibilità di vedere i kenyoti, gli farò anche lo sgambetto, no, ma non mi importa. Chissà che non corrono troppo forte, se no non li vedete neanche. Appunto, no, tutto già calcolato, già tutto, siamo già d'accordo.
Perfetto, grazie Silvia. E volevo a questo punto invitare qui anche Ercole Lamanna, che è il suo accompagnatore, lo ha citato Silvia prima. Ercole Lamanna gli anni scorsi era concorrente nel barefoot, cioè i piedi nudi. Ovviamente la regia adesso ti inquadrerà i piedi perché tu vivi scalzo. Allora intanto un commento su questa avventura che farai domani, una cosa nuova anche per te. Ma sì, assolutamente, mi è stato proposto appunto dagli amici della scuola di maratona e ho accolto subito con piacere questo invito. Con Silvia, fra le altre cose, ci eravamo incrociati in campo di gara in qualche ultramaratona a circuito dalle sue parti in Friuli, sia a Butrio che a Passons. A Passons, sì, in provincia di Udine, però non eravamo in contatto, quindi tramite Vittorio della scuola di maratona ho accolto l'invito e, se avete capito, ci sarà da divertirsi per queste 6 ore, quindi... Mi raccomando, quando arrivano i concorrenti, insomma, fate qualche passo assieme a loro, così magari la telecamera vi inquadra e sembra che siete in testa alla corsa. Sì, quando arriveranno loro qui, i ragazzi che adesso si avvicineranno anche loro qui, e sarà per me un'emozione unica, perché non sei mai stato davanti a loro? Non sono mai stato così vicino a loro, quindi dai, vedremo come andrà domani. Ascolta, invece le tue performance a piedi nudi continuano? Adesso performance fin là, però sto preparando una gara un po' particolare per fine maggio a Faenza, una gara a circuito anche quella, che non ha né limite di chilometri né limite di tempo. Si chiama l'ultimo sopravvissuto, quindi chi resta per ultimo a girare, non sarò io però. Mi viene in mente una vecchia manifestazione che si correva a eliminazione a Sernaglia, bellissima, serale, che la 7up, esatto, che a ogni giro gli ultimi si fermavano. Adesso Vittorio mi fa dei cenni dietro la regia, se vuoi dargli pure i pettorali, facciamo una cosa così che sembra spontanea. Ecco. Ecco. Partecipare attivamente come gareggiatori, abbiamo pensato di fare un pettorale personalizzato che potranno tenere poi per ricordo anche di questa manifestazione, e sperando che tu possa ritornare anche prossimamente. Grazie. Certo, e grazie anche a voi. Allora potete accomodarvi, per Ercole speriamo che la prossima edizione della maratonina ci sia anche una versione in barefoot. Ok. Volevo adesso invitare anche Roberto come rappresentante dei Pacer. I nostri telespettatori che conoscono l'atletica sanno di cosa stiamo parlando, gli altri un po' meno. Sono degli atleti che corrono nel gruppo distinguibili da dei palloncini o delle cose così, insomma, e loro sono come dei metronomi della musica, loro vanno a un ritmo preciso, per cui il concorrente che non sa tenere un ritmo regolare si accoda a loro e loro sa già quando parte quanto ci impiegherà. Allora Roberto, benvenuto, ho spiegato bene la vostra funzione? Sì, intanto grazie alla Scuola di Maratona e al Comune di Vittorio Veneto per l'ospitalità. Non è un ritorno, io dico sempre non è un ritorno, ma è bensì ci siamo lasciati 2 anni fa e oggi ci ritroviamo. Con te c'era stata una scommessa qualche anno fa e l'abbiamo vinta, se ti ricordi. In quell'occasione la pandemia purtroppo... La scommessa era per vedere la precisione e sono stati impeccabili. Esatto, era in l'occasione della maratona, che qui ricordo è una maratona strepitosa che avremmo possibilità forse nel fare dall'aldilà, perché viene fatta ogni 100 anni e quindi noi abbiamo avuto la fortuna di farla. No, niente, noi con la pandemia purtroppo la nostra attività, che era all'interno della stazione di fare aggregazione, rumore, gruppo, è stata messa nettamente in difficoltà, e quindi noi ci dovevamo avuto, proprio noi come Pacer, riorganizzare, e quindi abbiamo, oltre a questa nostra peculiarità di fare aggregazione, di incitare e portare gli atleti all'arrivo, ci siamo tra virgolette specializzati nel far rispettare a tutti gli atleti, quando ce n'è la necessità, dei regolamenti Covid che sono nati quando è ripartita le manifestazioni, quindi cercare di sensibilizzare il mantenimento della mascherina, del distanziamento e di rispettare tutte quelle normative che il presidente qua della FIDAL e del CONI hanno emanato per far ripartire il mondo dell'atletica. Quindi noi domani faremo
aiuteremo la manifestazione della Vittoria, della Maratona della Vittoria, nel rispetto di queste normative. Quindi noi come atleti, oltre a questa peculiarità della tempistica, di arrivare in un determinato tempo, nel rispettare i protocolli del Covid. Quindi siete i Pacer 2.0, nel senso che vi siete evoluti anche voi, siete una variante anche voi, ma questo è un nome forse un po' più antipatico di questi tempi. Ascolta, in questi 2 anni siete riusciti comunque a fare attività lo stesso? Cioè la scommessa la rifacciamo, siete sempre precisi? Assolutamente sì. Noi domani sarà la nostra 45esima manifestazione della ripartenza. Noi siamo ripartiti 2 anni fa, quando c'erano i primi spiragli, con corse ogni 60 secondi, gli atleti partivano uno alla volta, noi eravamo presenti, siamo presenti domani, grazie a Vittorio e tutto il suo staff che hanno creduto nella nostra collaborazione anche questa volta, e cercheremo di portare la nostra esperienza. Sicuramente il tempo sarà quello giusto. E quanti sarete? Domani siamo 12 persone. Quindi 12 tempi? No, siamo 7 tempi, dall'ora e 30 alle 2:10. Vi portate anche l'assessore dietro? Assolutamente sì, noi non facciamo distinzioni né di atleti, chi domani si mette un pettorale di gara avrà la nostra assistenza. Benissimo, grazie a Roberto. Grazie a voi, allora un bocca al lupo, come noi diciamo sempre, una buona manifestazione, e grazie a tutti i volontari che sono dietro alle quinte, che normalmente non si vedono ma che lavorano tantissimo per queste 2 ore o 3 ore di manifestazione. Grazie Roberto, buon lavoro, anche buon divertimento per domani nella vostra particolare azione. Volevo parlare un secondo anche di una novità dell'anno. Nel sito della Maratonina della Vittoria, classico sito di una società, o meglio di un evento sportivo, dove era possibile iscriversi, dove abbiamo detto 50 volte che bisognava riconfermare l'iscrizione del 2020, ok? E spero che alla fine tutti quelli che dovevano riconfermare l'abbiano fatto, quasi tutti mi dicono, va bene. C'era anche una novità, la novità era un blog che è una specie di diario che veniva fatto settimanalmente. Allora invito Sergio Rosolen, che è l'autore di questo blog. Noi lo conoscevamo come tipografo, come escursionista, adesso lo scopriamo anche come scrittore. Allora, praticamente era un racconto fatto a puntate settimanali su una corsa leggera, si intitola, giusto Sergio? E il racconto è finito o no? Sì, allora, buonasera. L'idea è nata appunto per accompagnare diciamo, l'inizio delle iscrizioni alla fine del periodo, quindi pochi giorni prima della settimana scorsa, quindi metà marzo, e quindi io così per arricchire, diciamo così, il sito ho pensato di raccontare dei piccoli racconti, ma poi mi sono un po', diciamo, fatto pane nella mano e alla fine l'ho finito questo racconto. Ce n'è un po' per tutti, anche per chi corre a piedi nudi, e c'è la storia di un meccanico, è un racconto fantasioso, questo meccanico che ha passione per la corsa e corre nei nostri luoghi qui. Ecco, questo un po'. Bene, quindi dopo per deformazione professionale ne hai stampato un libro. E poi sì, l'ho stampato. E questo libro sarà reperibile? Sarà reperibile, sì. Dove? Scuola Maratonina, è presente anche alla libreria Il Punto Il Viale, che vuole comprarlo. Bene, grazie. Ma domani corri? Domani vi corro dietro con il tandem, e quindi così vi seguo così. Bene, grazie Sergio, complimenti anche per questa tua iniziativa editoriale. E ci avviamo verso la conclusione parlando degli atleti, cioè dei protagonisti della gara di domani. Allora io non ho tutti, ovviamente non vi dirò tutti i 1100 e passa iscritti, ovviamente, anche perché non ho l'elenco. Però ho l'elenco dei primi pettorali. Allora volevo un po' citare alcuni dei protagonisti probabili o sicuri della gara di domani. Non so se qualcuno degli intervenuti ha già, mettiti qua che semmai mi aiuti Ivan, non so se qualcuno ha già citato il fatto che ci sono i top runner, cioè i corridori, diciamo i favoriti, che sono un gruppetto di atleti
africani. Allora io vado diciamo per ordine di pettorale. Col numero 1 correrà il keniano Peter Nwakiki Njeru. Adesso sulla pronuncia vi chiedo perdono da adesso a domani, quando li citerò in diretta, accreditato di 1 ora 02:56 di personale, che non sarebbe male Odone se riuscisse a farlo domani. Con il numero 4, e mi pare che sia in sala, c'è un altro keniano, Eric Mutomi Liungu. Se viene qui solo perché così ti inquadrano. Allora, secondo la Maratonina Bruniera di quest'anno, 1 ora e 5, un personale di 1 ora e 4 anche lui. Complimenti, bravo, grazie di essere qui. Col numero 2 ho fatto un'inversione, beh certo ci sta l'applauso. Col numero 2 il ruandese Jean-Baptiste Simukeka, con anche lui 1 ora e 2 e 24 di personale, che non sarebbe male davvero neanche questo. Andando un po' in ordine di numero, non vado in ordine di numero, comunque è annunciato Mike Kipruto, anche lui un atleta dalle grandi possibilità, che correrà col numero 14. Poi ci sarà un vecchio amico di Vittorio Veneto, Abdullah Bamussa, che ha corso con la squadra di San Giacomo quando era un ragazzo, è azzurro dei 3000 siepi, è stato terzo a Bruniera qualche settimana fa, ha un personale di 1 ora e 05, è sempre un piacere rivederlo, e se non ricordo male, adesso se qualcuno mi aiuta, ma forse ha anche vinto un'edizione. Ecco. E poi ci sarà il coneglianese Andrea Mason, 22 anni, della Silca Ultralight, Vittorio Veneto, già triatleta, campione veneto assoluto di cross un mese fa, e ha sfiorato a Bruniera il suo personale con 1 ora e 06, è stato nel 2019 bronzo ai campionati italiani junior di mezza maratona, quindi anche lui può recitare un ruolo da protagonista. Poi vabbè, ci ho scritto anche Ercole Lamanna, l'abbiamo già parlato, ma lui non arriverà in classifica anche perché parte alle 6. E poi non ho dimenticato, e lo invito a raggiungermi, Leonardo Dei Tos, anche lui è un ex azzurro. Diciamo che è un ex azzurro di un'altra specialità, gli atleti, gli appassionati lo conoscono. Lui è un marciatore, è stato in nazionale di marcia, domani si è iscritto alla maratonina. Non più tardi di qualche settimana fa, quando l'avevamo intervistato sulla tenda TV, gli avevo chiesto se avrebbe cominciato con le maratone, mi ha detto di no, infatti conferma, si è iscritto, però non correrai. Esatto, marcerò. Esatto, quindi lui farà la maratonina marciando. Esatto. No, è una cosa che hai già fatto o è una novità? Sì, in varie preparazioni, soprattutto per la 50 km, facevo delle mezze maratone sull'ora 34, ore 36, diciamo, era il tempo all'epoca che riuscivo a fare. E domani? E domani proviamo a fare 1 ora e 40, 42. Beh, insomma, no, dai, dimmi un'ora davanti alla telecamera e vediamo di quanto sbagli. Ok, il gioco è quello, va bene, 1 ora 41 e 30. Bene, allora abbiamo sentito e domani vediamo come va. Sei allenato, sei in condizione comunque, sì. Anche se ricordiamolo ai nostri telespettatori che lui era tra virgolette un professionista, adesso da qualche tempo non è più professionista, si allena meno e quindi la condizione c'è. La condizione c'è allenandosi meno, chiaramente, quindi proporzionato a quanto mi sto allenando adesso, sì. Bene, grazie, in bocca al lupo anche per domani. Allora a Leonardo Dei Tos passerei alla componente femminile. Col numero 3 ci sarà la burundese Cavalina Nahimana, 1 ora e 11 a Napoli nel 2021, anche lei non sarebbe male come tempo. Quest'anno ha già vinto la mezza maratona a Trecate a Lecco. Col numero 5 e il numero 6 invito anche a raggiungermi qua, sono la keniana Zipora Vanriu Kingori, argento nei 3000 metri ai mondiali junior under 18 del 2011, ha un personale di 1 ora e 12, benvenuta. E col numero 6 ci sarà l'etiope Asmera Bekele Wolkeba, mi scuso per la pronuncia, ma insomma così, 1 ora e 13 e 19 nel 2011, un personale di 1 ora 13 e 10, anche loro saranno sicuramente protagoniste. Col numero 10 ci sarà la friulana Erika Franzolini, anche lei ottimi trascorsi in pista, un personale di 1 ora e 20, 1 ora 20 e 20 a Udine del 19, quest'anno a Bruniera ha fatto 1 ora 21 e 27. Ho lasciato in coda, perché le faccio gli onori di casa, a Valentina Bernasconi, vittoriese doc,
come Leonardo dei TOS, non l'ho detto prima, ma insomma era scontato. Allora Valentina, non sei più giovanissima per essere un atleta, voglio dire, non come donna, ci mancherebbe altro. Hai vinto, sei l'unica a aver vinto 2 volte la maratonina nel 2015-2016, hai un personale di 1 ora 18 e come stai? Ma sto bene per quanto ci si possa allenare adesso, faccio una sfida con Leonardo credo domani, cercherò di arrivare prima di lui, giusto per... no dai, spero abbastanza prima, però dai vediamo, testiamo come stiamo andando perché ho ripreso, speriamo bene, vediamo da qui cosa si andrà a fare dopo. Ma è la prima gara stagionale? Ma la prima gara seria, ho fatto un po' di cross e vediamo, un po' di chilometri ci stanno sempre, dai. Bene, grazie Valentina, in bocca al lupo. Mi avevano detto che tra le iscritte c'era anche Jelena Javornik, non so se è confermata tra gli iscritti, non è ancora arrivata a ritirare il pettorale, sarebbe una stella ovviamente di qualche anno fa. E Silvia Furlani l'abbiamo già citata, anche lei con Ercole arriverà sicuramente prima che noi finiamo la diretta, però non arriverà coi primi. Io penso di aver detto quasi tutto. Adesso Vittorio non riesco a capire cosa mi indichi. Ah beh certo, ecco, una cosa stavo dimenticando, tra gli iscritti, tra tutti gli iscritti sono stati estratti dei premi, estratti con un software diciamo apposta per un'estrazione casuale. E se vieni qua Vittorio ci dici, sono stati estratti i primi 6 premi, diciamo i numeri dei pettorali, giusto? Abbiamo, allora i primi 3 estratti vincono un Garmin Forerunner 55, per i telespettatori che non se ne intendono. È un orologio dedicato alla corsa e quindi permette poi di rilevare le metriche di cadenza, passo e quant'altro, oltre a misurare le distanze. E i premi naturalmente sono offerti dal nostro sponsor tecnico che è Mio Run, che è un partner della Garmin e quindi ci dà proprio la possibilità di offrire anche questi premi importanti che solitamente non ci sono. E i vincitori sono il numero 61 che è De Biasi Davide, il numero 159 che è Ferragina Maria Teresa, il numero 605 Tosato Francesca. Poi abbiamo sempre forniti da Mio Run 3 completi e in questo caso 3 buoni sconto da utilizzare anche attraverso il sito web. Il 1044 è Filippi Giorgia, il 1046 è Noferini Pierluigi e il 1060 Arpaia Domenico. Vedremo se arriveranno a prendere i premi. Perché... Beh, se no li rimetterete in premio. No, vedremo un attimo come gestirlo. Okay. Va bene, grazie Vittorio, grazie anche di questo. Per la cronaca, i record della corsa mi dicono che sono a rischio perché gli atleti che abbiamo citato sono gente che corre, e allora ricordiamo che i record sono stati fatti nel 2019, la gara maschile è stata vinta da Kipruto Kök in 1 ora 06:27, la gara femminile è stata vinta dalla Kenboy, sempre keniana, in 1 ora 15:39. Domani le condizioni, mi dicono, meteo dovrebbero essere ottimali. Cosa c'è, Ivan? Beh certo, lo stiamo chiudendo, vieni qua che è il tuo momento. Ivan Cao, prego. No, prima di chiudere volevo solo ringraziare anche tutte le amministrazioni che ci danno un supporto vicino. Scusa se ti interrompo, allora prima di chiudere di in breve il tracciato così citiamo anche le amministrazioni. Esatto, perché diciamo, partiamo e arriviamo a Vittorio Veneto ma transitiamo per Cappella Maggiore e Sarmede e anche loro ormai sono anni che collaboriamo insieme, quindi quando prima ho detto il parco giochi lo estendo veramente a tutta la fascia perché la nostra fascia pedemontana è stupenda, non solo Vittorio Veneto ma anche tutti i comuni limitrofi. Quindi... Poi tu sei uno che fa trail quindi tiri per la montagna. Esattamente, dopo io magari tendo un po' a salire un po' di più, però comunque dai, ringrazio veramente di cuore l'amministrazione di Cappella Maggiore, di Sarmede e tutti i gruppi di volontari che ci permettono chiaramente di portare avanti queste manifestazioni, perché come sempre da soli non si va da nessuna parte, insieme si fa tanto.
Bene, grazie a Ivan. Allora ricordiamo che il percorso parte, come diceva Ivan, dal centro di Vittorio Veneto, si dirige verso, diciamo, l'ospedale per darvi una direzione, si va verso Anzano, si scende a Cappella Maggiore, si gira a sinistra, diciamo così, per salire a Sarmede, dove ci sarà il giro di boa, si ridiscende verso Cappella Maggiore, si punta verso San Giacomo di Veglia e si risale al traguardo lungo la ciclabile, lungo il Meschio, che dicono gli esperti sarà il punto decisivo perché è leggermente in salita. Se poco c'è anche un po' di vento contrario, in bocca al lupo a chi la dovrà affrontare. Nel frattempo salutiamo altri concorrenti, così se vengono qua di fianco a noi li inquadriamo, li abbiamo già citati prima. Prego, venite. Sono i keniani che abbiamo citato prima. Grazie di essere arrivati. Adesso sono arrivati in ritardo, ma domani state pur tranquilli che arriveranno prima anche di tutti gli altri probabilmente. Non mi resta che ricordare che domani la Tenda TV trasmetterà in diretta, come ogni volta negli ultimi anni che è stata percorsa, la Maratonina della Vittoria. Il collegamento è previsto per le 9:15, alle 9:30 partiranno gli amici di Diego, anche di questa realtà che ben conosciamo, parleremo domani, alle 9:35 tutto il plotone, e ovviamente speriamo che i vittoriesi ci seguiranno sulla Tenda TV, sia nel digitale terrestre a Vittorio Veneto che sui canali YouTube e sulla pagina Facebook, ovviamente anche in streaming sul sito www.latendatv.it, ma speriamo che i vittoriesi vengano a seguirci in piazza alla partenza, ma soprattutto all'arrivo, per dare il giusto merito a tutti gli atleti, ricordiamo, dal primo all'ultimo. Penso che sia tutto, guardo gli organizzatori, non abbiamo dimenticato niente. Sindaco, grazie di essere rimasto qua fino alla fine e ci vediamo domani alla partenza, ore 9:35 puntuali.